Eder, Mek, Pallister. Sul telefono di Liliana sono state recuperate alcune foto, in cui tra l'altro c'è anche Claudio Sterpin. Silvia, chi può aver cancellato queste foto? Beh, non credo che le abbia cancellate Claudio. Se le ha cancellate Liliana è per non farsi scoprire, e se le ha cancellate Sebastiano è perché? Chiediamolo a lui. Ma se le ha cancellate Liliana è perché Sebastiano le controllava i cellulari, quindi non voleva che venissero scoperte. Se uno non può coronare il suo sogno d'amore, come fa a sorridere? Era sposata lei, era sposato lui. Bisogna vedere quando sono state fatte quelle foto. Io sto parlando degli anni precedenti. I pseudo-opinionisti meno capiscono e più puntano sul suicidio. Tu che ne pensi? Sono 30 mesi che si va avanti con questo suicidio. Vi ricordo che si sta indagando per omicidio. Liliana non si sarebbe mai suicidata. Nella sua vita ha passato cose, e l'abbiamo visto anche dai 2 aborti, che avrebbero dovuto per forza portarla al suicidio, non in questo momento della sua vita. A 63 anni non ti vai a suicidare. Hai passato una vita tribolando, lavorando, litigando con tuo marito, facendo cose che magari non eri d'accordo nel fare, e ti vai a suicidare quando stai per mettere il piede fuori casa. Guardi, io dico solo una cosa: lei si ricorda quando lei ha chiesto a Sebastiano: hai fatto foto hard a Liliana? E lui ha risposto: certamente, è mia moglie, che male c'è? Non c'è niente male, non c'è nessun tipo di male, però bisogna vedere cosa ha fatto lui di quelle foto. Le ha cancellate, le ha bruciate, le ha buttate via. Ma queste sono sue, Sono mie impressioni e miei pensieri. In realtà il sospetto che gira in questi giorni è che Sebastiano addirittura delle foto le vendesse. Ma Lili si vergognava, ma mi scusi, Lili si vergognava. Lili è una donna, non voglio dire, è stata tirata su in un certo modo. Lei di certe cose non amava parlare. Erano cose sue, intime. Io ti dico di Sterpin, io conoscevo quella volta che abbiamo fatto quella foto, quella volta che ci siamo visti su a Basovizza, sui campi dove facevano le gare. Questo è il presidente del marathon, questo è il presidente che mi ha chiesto se può venire a prendere la cyclette, perché io ho detto a Liliana, se il marathon ha bisogno per le sue persone che fanno allenamento durante l'inverno, il freddo, magari brutto tempo, nella sede avranno una palestra, qualcosa. E così gli avete dato una cyclette. Io pensavo che questa cyclette andasse nella sede del marathon, invece è finita a casa di Sterpin. Mi sento molto preso in giro. Io ho ricevuto, Liliana mi ha dato una tuta del marathon, che ce l'ho ancora a casa, che me la sono anche messa su, mi va a pennello, perfetta. Cioè non è una tuta per Liliana, era una tuta per me. Io ho pensato che questo fosse da parte del marathon queste sono cose dette da lui. Io ti dico, non so, sono cose orribili. Però mi ricordo che Sterpin una volta disse una cosa che a te è piaciuta tantissimo, tanto che gli hai addirittura battuto le mani. Era una presa in giro, anche perché diceva delle cose veramente ignobili. Adesso non mi ricordo di cosa stava parlando. Ah sì, lui dimostrava che era cavaliere del lavoro, che così, commendatore, qua e là, e ho applaudito, bravo, che commendatori che abbiamo in Italia. Lui secondo me è il maggiordomo, io lo definisco il maggiordomo, perché al maggiordomo viene detto devi fare questo, devi dire questo, devi fare questo. Per me lui è il maggiordomo della banda degli onesti. Non sta facendo del male a me, sta facendo del male a Liliana. Certamente a me mi ferisce, però il male la fa a Liliana. Questo non è una dimostrazione di quello che è Sterpin. È un uomo che non conosce l'amore e che vuole così esibirsi, perché un uomo che parla della sua donna, come dice lui, non si permetterebbe mai di dire che Liliana andava lì, stava tante ore,
e cosa facevano in quelle tante ore. E allora questo significa non amare una donna, e mancare di rispetto a una donna, mancare di rispetto alla sua famiglia, alle sue donne, alle sue mogli, alle sue figlie, ai suoi nipoti e anche a me. Mi fa tristezza perché parliamo di cose serie, importanti. Di stare tranquilla e spiegare le cose. Ecco, allora intanto il nome, la banda degli onesti, ce l'ha pioppiata Sebastiano, non ce la siamo sottoscritta noi. Il discorso è che noi, quando è successo tutto quanto, non ci conoscevamo. Io non conoscevo Gabriella, io non conoscevo Laura, la conoscevo perché una volta è venuta a casa mia con Sebastiano e Liliana, che Laura poverina non c'è più. Io il giorno del funerale Laura mi ha detto: ma come non ti ricordi? Sono venuta a casa tua. La Lucia, bene o male, sapevo della sua esistenza perché quando abitavano in Scala Giaggioli e lei andava a scuola con la Lucia, io ero spesso lì a dormire dalla zia. Siamo una banda perché sono 30 mesi che cerchiamo di capire cosa sia successo a Liliana. Lui non ha mai detto, non ha mai parlato di Liliana se non per dire che Claudio l'ha denigrata e cose varie. Certo, Claudio ha sbagliato a dire certe cose, a confessare certe cose. Noi gliel'avevamo anche detto, ma lui aveva bisogno di essere creduto. Io Claudio l'ho conosciuto una ventina d'anni fa, non sono mai stata ospite a casa sua, l'ho conosciuto, come ho già raccontato, in circostanze, perché il compagno di mia mamma faceva parte della fanfara dei bersaglieri, quindi quando c'erano i raduni eccetera, io andavo con mia mamma, con mio marito, di conseguenza ho conosciuto un po' tutti loro, soprattutto quelli del direttivo. Poi le cose, mia mamma si è ammalato, non ha più partecipato, abbiamo preso strade diverse e quando lui mi ha mandato il messaggio con lo stemma dei bersaglieri, quel famoso messaggio dove mi scrive: sono un amico intimo di Liliana, tua cugina, anzi sua cugina perché mi dava da lei, volevo parlare con lei. Io l'ho chiamato davanti a mia figlia e mio genero e lui immediatamente ha raccontato tutto. Non abbiamo messo nessun tappeto rosso. Io l'ho invitato a casa mia, ho detto vieni quando ci sono anche i miei, voglio guardarti negli occhi e dimmelo negli occhi. Dopodiché Claudio è stato rivoltato come un calzino, sia dalle autorità che dall'associazione Penelope con l'avvocato Nicodemo. Quindi io perché non devo credere a una persona? Sono stati a casa della figlia, sono stati a casa dell'ex moglie, hanno controllato la corrente elettrica. Perché non hanno fatto la stessa cosa con Sebastiano e l'ex moglie di Sebastiano? Non lo so, io non sono vero, forse lei ha più competenza di... Io vedo le cose che non sono state fatte nel modo giusto. Forse sbaglierò. Sentiamo la gente anche, come poi torno me da lei. questo vede, che ci sono stati 2 pesi e 2 misure. Non so, poi probabilmente o si sono messi d'accordo o lui è stato così abile di convincere loro che io ho fatto del male a Liliana, inventandosi chissà che cosa. Una mia teoria, una mia idea è che loro sono venuti lì quel pomeriggio per quasi obbligarmi ad andare a fare la denuncia di allontanamento, di scomparsa di Liliana. Ma quando mai ha detto la stessa cosa nelle varie puntate? Perché c'è sempre, siamo stati sbugiardati da lui. Non conosce Lucia, non conosce Laura, io mi invento le cose. Ma ditemi voi, io che motivo ho avuto di andare in questura a raccontare? Io qui ho i miei appunti, quelli che ho tirato fuori dalle prime interviste. Sono andata in polizia, ho parlato con loro e poi mi hanno detto va bene, scriviamo. Che motivo ho io? E non ditemi come sta scrivendo certi youtuber che io e Claudio l'abbiamo uccisa a casa mia. Ma per piacere basta. Sì, Lui è venuto qua, Sebastiano, 3 giorni dopo a dirmi sta tutto nei cellulari di Liliana. Sta tutto nei cellulari di Liliana. Io gli chiedo cosa pensi sia successo. È salita in auto con qualcuno. Ma quando mai un uomo, un marito, dopo 32 anni, viene in mente di rispondere in questo modo?
tu non telefoni a nessun parente durante il 14, il 15, il 16 vieni qua a consolarmi di che? Non dovevi venire qua a dirmi, Silvia, che facciamo? Cosa mi consigli? Stiamo uniti, facciamo Silvia. famiglia. No, sa quando mi ha chiesto di fare famiglia? Prima del funerale, perché doveva andare in TV a far vedere la famiglia del Mulino Bianco che continuava. Noi non siamo falsi, neanche su questo. Ma è piano. Sebastiano, non ci ho mai litigato. Con Liliana ti sentivi tutti i giorni? No, ma no, guardi, allora i messaggi tra me e Liliana erano soprattutto durante l'estate, perché lei passava di qua, si chiacchierava, mi portava le notizie dell'altra cugina, oppure quando io andavo in vacanza. Quante mi andavo volte in vi vacanza sentiva, tutta Silvia? l'estate. 3 mesi, Quante volte vi sentivate in un anno? 10, 12, 15, dipende dagli anni. Quando c'è stato il terremoto in Messico, che lei era in contatto con l'altro cugino, ci sentivamo più spesso perché lei portava le notizie a me. Dopo che è morto mio marito, io sono stata pochissimo a casa, io andavo in vacanza con i miei nipoti, con mia figlia. Cosa ti fa sospettare di Sebastiano? La primissima è quella che io ho dichiarato dal primissimo giorno. Lui ha sbandierato subito un alibi perfetto che non era tale, perché si è visto, è stato dimostrato che lui ha pastrocchiato la GoPro eccetera. Va a fare in bicicletta 800 metri in 13 secondi, non le fa neanche l'Auda con la Ferrari. La seconda, non abbiamo idillio, non abbiamo mai litigato, e poi è emerso che hanno litigato e la notte, perché lei piangeva tutta la notte, probabilmente la mattina stessa, hanno litigato la sera stessa, e poi la famosa, sembra si chiami Jasmine, la proprietaria del bed and breakfast dove andavano più spesso loro due, lei ha detto che hanno fatto un'enorme baruffa il 23 ottobre. 2 giorni dopo lei mi ha mandato il messaggio, oggi facciamo la maratona, cioè erano 42 anni che noi ci si conosceva. Altra incongruenza di Sebastiano, lui ha cominciato a parlare di lei, cioè perché sapeva già che non esisteva più, Liliana faceva, già dopo 3 giorni, non ha mai fatto una ricerca che sia una, tua moglie scompare, tu non fai un movimento di ricerca che sia uno, e la cosa più madornale in assoluto rimane quella che lui il giorno 30 dicembre ha fatto una telefonata alle ore 19 ad un suo parente, perché è un visintì che abita vicino a Doberdò, parlando con lui X tempo. Solo 2 ore dopo, con la scusa che il figlio è andato in un canale, telefona per avere una corda, e da Sebastiano 50 km, il parente di cui parliamo abiterà a 2 o 3 km dal posto, e addirittura all'amico Arturo in Carnia 100 km di strada per chiedere una corda che lui poteva averla 2 minuti o 2 km più in là. Questo dimostra chiaramente che lui aveva bisogno di far sapere al mondo, a tutti quanti testimoni, che lui a quell'ora era lì ad aiutare il figlio a uscire dal buco, invece che essere chissà dove, secondo me. Per infilarti dei sacchi nelle gambe devi sederti col sedere sulla terra e quindi sporcarti, invece Liliana aveva vestiti puliti. Sì, questo vuol dire che è rimasta mantenuta in un luogo pulito, non aveva niente né sulle ginocchia né attorno alle scarpe né niente, e non ha lasciato un'orma sull'erba, sull'edera, anche se rimaneva là solo 2 giorni, ci sarebbero state delle orme. In più, in 2 giorni lei sarebbe stata annusata, è inutile che lo dicano, i cinghiali si cibano di cadaveri anche, e in una notte lo annusano il cadavere. Quel posto pullulava di cinghiali. Ho visto io stesso poche settimane dopo i loro escrementi e anche gli scavi che fanno. Ci fu anche una testimone che disse di aver visto un uomo con la barba bianca, una coppola, camminare la mattina del ritrovamento. Beh sì, è una testimonianza di un'addetta in qualche reparto dell'ospedale, appunto, che andando al lavoro ha notato delle figure che poi le ha descritte alla polizia di come erano vestite, eccetera. Dopo quella descrizione corrisponde ai dati somatici di persone che conosciamo,
D'altro canto non sono io che devo indicarle, la polizia è pagata anche per questo. La signora mi sembra che ha fatto una testimonianza in polizia perfino, per cui io non mi atteso a fare il poliziotto, anzi, però la testa ce l'ho per ragionare. Liliana non può essersi suicidata, meno che mai in quelle modalità. Un uomo con la barba bianca col capello a coppola, somiglierebbe a Sebastiano, per dire un nome, ma Sebastiano può avere dei sosia una decina a Trieste, per conto di quello. Cioè, può voler dire tutto e anche niente, non si punta il dito su nessuno. Io mi sto chiedendo, visto che in questi giorni sta succedendo anche il caso della povera signora Pierina, che tra l'altro si chiamava come la mia mamma, io ho sentito dire che gli inquirenti staranno controllando anche tutte le interviste che hanno dato i vari protagonisti. E allora io mi chiedo perché non lo fanno anche nel caso di Liliana. Stanno non hanno facendo. voluto cani molecolari. Voi lo sapete che pochi giorni dopo di Liliana, o mesi, adesso non ricordo esattamente la data, ma c'è stata un'altra donna scomparsa sull'altipiano, a pochi chilometri da Trieste, ed è stata trovata dopo, mi sembra, un mese, con la testa mozzata dai cinghiali a distanza dal suo corpo. Allora, come fa Liliana a essere integra lì per 21 giorni? Esperti mi rispondano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.